Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi siamo su FIFA 12. Oggi vediamo di fare la previsione di Parma-Milan. Inizia la partita. Dai raga, dobbiamo vincere assolutamente per tenere distante la Juve. Vai Wonder Ibra, Wonder. Vai Robby. Wonder Ibra. Ah, vaffanculo. Occhio a Gio. Ah, cazzo. Bravissimo. E riparte Antonini, vai. Robby. Supremacy, cazzo, vaffanculo. Oddio. Vai Thiago. E Thiago Silva recupera, grande. Tempesta perfetta. Peranto. Robby. Il generale. Ibra. Vai Robby. Robby si libera di Taccardo. Vede il generale. Supremacy Ibra, miracolo del portiere. È in forma strepitosa. Aquilani, Nesta, mamma mia, sfiora il gol Alessandrino Nesta. Il Milan sta attaccando. Pronto al rinvio Mirante. Robby. Dai Robby, cazzo. Vai Igna. Abate non vuole farsi superare. Attenzione Morrone. Floccari in area per Giovinco. Abbia miracolo. Noce. Vai Wonder. Cazzata colossale, ma no di Ibra, del Comendone. Ricordiamo che questa sera alle 20:30, anzi 20:45 scusate, gioca la Juventus. Comunque è molto bello il duello tra Juventus e Milan, io non volevo far polemiche, roba. Finalmente le due grandi del calcio italiano sono tornate. Senza nulla togliere all'Inter, che anzi mi dispiace dell'eliminazione in Champions, però a mio parere è finito un ciclo. Scusate, aspetta un attimo, vaffanculo, qua parliamo di cicli mestruali. Intanto ha detto Giovinco, non posso neanche di testa Giovinco, no Vai Ibra. Oh, non si è ancora visto il piccolo faraone. Eccolo qua, il piccolo faraone, Stefan El Shaarawy. Vai Noce. Non ci credo. Mamma mia, per poco il 10° gol di Antonio Nocerino. Igna, Noce. Aquilani per il generale. Robby, Wonder. Vai Supremacy. Fuori, niente da fare. Oggi il Milan è impreciso. Oddio. Grandissimo, vai Ibra. Fallo stronzi. Antonini. Numero di Ibrahimovic fa tutto da solo. Rimpallo favorevole a Ibra. Escia. Robby sbaglia, ma porca puttana. Nocerino recupera. Nocerino è la rivelazione del Milan quest'anno. Mi sento caressa, via. Cazzo, Valiani. Mi ricordo un Milan-Bologna con esordio di Ronaldinho, che Valiani si è fatto gol col Bologna. Attenzione Floccari. Recupera benissimo il re Thiago Silva, il nuovo Franco Baresi. E
Si parte, raga, bisogna assolutamente vincere. Non accetto il pareggio, raga, non lo accetto. E Abate recupera. Vai Escia. Stefano El Shaarawy. Vai Escia. Vai Escia, vai Escia. E sbaglia tutto, ma porca di quella puttana. Mark Van Bommel, il generale, sbaglia tutto. Il Milan è un po' impreciso in questa fase. Vai Noce, grandissimo. Noce, ragazzi, è un fenomeno. L'ho criticato all'inizio. No, cazzo, però. E Nesta recupera. Ma porca puttana, vogliamo fare un gol. Ecco, cagata di Abate. Grande Noce. Rob, grandissimo Rob. Vai Escia. Vai il fiore dei petali d'acciaio. Zlatan Ibrahimovic. Ma porca puttana, sei il coglione dei petali d'acciaio. Fa un passaggio giusto. Aia. Tiagone, ai, no. Mamma mia, miracolo di non so chi. Miracolo osceno. Mamma mia. Noce ha fatto il miracolo. Noce o Van Bommel hanno fatto il miracolo. Ma porca zoccola. Ah, Dio mio. Dai, raga, dai. Vai, Aquila. Buono. Ibra. Dai, lancia Escia. Il faraone. Dai, cazzo, dai, Escia. Vaffanculo. Cazzo, manca pochissimo, Dio santo. Dai, che i tifosi ci cantano, noi vogliamo questa vittoria, dai! Dai, Noce, partita insidiosa, lo sapevamo. Il Parma... Vai Rob. Vai Mark. Ok, buono. Bellissima azione. Vai Antonio, vai Noce. Vai non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ormai è andata 0-0, vaffanculo. Raga, purtroppo si vede che non gioco, ho ritoccato FIFA dopo 100 anni per colpa di Flight Simulator, Max Effect, che cazzo, l'altro Flight Simulator e questo e st'altro che altro, non sto più giocando a FIFA e a livello campione non riesco più a fare un cazzo. Poi ho 4 minuti di tempo e niente. Quindi raga, la previsione del gioco è 0-0, ma la previsione reale è un bel Milan 2, Parma 1, dai, 2-1, con tutti i scongiuri, perché tocco ferro, tocchiamo le palle, tutto quanto e vai. Buono raga, ecco, adesso voglio anche fare un'altra previsione. Secondo me nei quarti di Champions becchiamo o il Napoli, e forza Napoli per questa sera, perché veramente spero veramente in una bella partita del Napoli. O Napoli o Real becchiamo, io penso come prima possibilità Napoli, come seconda Real Madrid. Se non azzecco nessuna delle due, pazienza, che se ne frega, l'importante è essere ai quarti. Raga, alla prossima, ciao!